Know yourself, know the customer, innovate yourself. Web portal dedicated to Friuli Venezia Giulia with 4 video news events and 2 live streams with connected guests. Sections dedicated to the customer. As this is a channel with a precise target, it is growing thanks to the upcoming innovation linked to the enhancement of new digital transmission technologies on the web. The editorial project is made up by professionals with their own studios in Udine and Pordenone to create customized programs as well. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Conosci te stesso, conosci il cliente. Innova! Portale web di informazione dedicato al Friuli Venezia Giulia con 4 appuntamenti del videogiornale e 2 dirette streaming con ospiti collegati. Sezioni dedicate al cliente. Si tratta di un canale con un target preciso, in crescita grazie alle prossime novità legate al potenziamento delle nuove tecnologie di trasmissione digitale. Il progetto friulitv.net è composto da professionisti del settore con propri studi a Udine e Pordenone per realizzare anche programmi personalizzati costruiti su misura. Un cordiale saluto gentili amici e amiche all'ascolto e alla visione, edizione flash del nostro audio-video giornale. Partiamo subito con il primo servizio relativo a Gorizia, c'è un'importante iniziativa legata all'antidroga sul territorio. Il 23 febbraio scorso, in Ronchi dei Legionari, una pattuglia della Polizia di Stato di Gorizia, durante un posto di controllo, ha intimato l'alta ad un'autovettura che dopo una brusca manovra si è data alla fuga. L'equipaggio della volante del commissariato di pubblica sicurezza di Monfalcone, in poche centinaia di metri, ha raggiunto e bloccato il veicolo. Agli occhi attenti dei poliziotti non è sfuggito che l'uomo, durante il tentativo di fuga, aveva gettato dal finestrino della vettura uno shopper che è stato immediatamente recuperato. All'interno sono stati trovati 6 pacchi celofanati, ognuno dei quali contenente 100 grammi di marijuana, per un valore di 6.000 euro. L'uomo, un monfalconese pregiudicato di 45 anni, privo di occupazione, è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed associato alla casa circondariale di Gorizia. La successiva perquisizione al domicilio ha permesso di sequestrare un'altra piccola quantità di stupefacente, bilancini e strumenti utili al confezionamento delle dosi. Nella giornata di ieri il GIP di Gorizia ha convalidato l'arresto, disponendo il provvedimento cautelare degli arresti domiciliari. Sono in corso specifiche indagini coordinate dal sostituto procuratore Ilaria Iozzi della Procura di Gorizia, finalizzate a risalire la provenienza dello stupefacente. Andiamo a Udine per una bella iniziativa legata a Romeo e Giulietta al servizio.
Un nuovo sodalizio internazionale costituitosi nel 2020 in Friuli nel corso della drammatica pandemia da Covid-19. Trattasi di un'associazione di promozione sociale denominata International Comité Romeo and Juliet in Friuli, con sede legale a Tavagnaco. Sin dall'inizio hanno aderito con entusiasmo alcuni dei maggiori studiosi e giornalisti del Nord-Est, con l'obiettivo di far conoscere al grosso pubblico i veri personaggi che ispirarono il mito letterario di Giulietta e Romeo nell'opera di William Shakespeare. Pertanto, portare alla ribalta nazionale e internazionale la reale storia di due innamorati, di Luigi da Porto, originario del Vicentino, e Luigina Savorgnan, friulana, esponenti di due casate nobiliari in lotta tra loro all'inizio del XVI secolo. Il Comitato internazionale organizzerà iniziative di divulgazione storico-culturale e turistica, conferenze, mostre d'arte, doc-film, videoclip, concerti, passeggiate sui sentieri storici ed eventi nelle dimore storiche, cercando di favorire la collaborazione fra territori e province diverse, come quella di Udine, Vicenza, Treviso e Verona, ovvero con quei luoghi che hanno avuto riscontro diretto con il mito e con la storia di Giulietta Lucina e Romeo Luigi. Aggiornamento per quanto riguarda il calcio, siamo al 12° minuto, anzi esattamente al 20° di gioco del primo tempo. Il Pordenone in Serie B sta vincendo in casa allo stadio Tegil di Lignano Sabbiadoro con l'Ascoli per 1-0. Ulteriori novità chiaramente più tardi. Grazie come sempre per l'ascolto e per la visione, vi diamo appuntamento nel tardo pomeriggio per gli altri aggiornamenti. Know yourself, know the customer, innovate yourself. Web portal dedicated to Friuli Venezia Giulia with 4 video news events and 2 live streams with connected guests. Sections dedicated to the customer. As this is a channel with a precise target, it is growing thanks to the upcoming innovation linked to the enhancement of new digital transmission technologies on the web. The editorial project is made up by professionals with their own studios in Udine and Pordenone to create customized programs as well. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Conosci te stesso, conosci il cliente. Innova! Portale web di informazione dedicato al Friuli Venezia Giulia con 4 appuntamenti del videogiornale e 2 dirette streaming con ospiti collegati. Sezioni dedicate al cliente. Si tratta di un canale con un target preciso, in crescita grazie alle prossime novità legate al potenziamento delle nuove tecnologie di trasmissione digitale. Il progetto friulitv.net è composto da professionisti del settore con propri studi a Udine e Pordenone per realizzare anche programmi personalizzati costruiti su misura.